Doveva essere una manifestazione pacifica per chiedere verità e giustizia. La mobilitazione indetta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è però presto trasformata in una lunga notte di guerriglia urbana nel cuore della città. La protesta organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna durante un intervento di polizia, è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura. Bombe carta, pietre e bottiglie contro gli agenti, auto incendiate e negozi danneggiati hanno segnato le ore più tese della serata. Il bilancio della questura parla di 64 operatori delle forze dell'ordine feriti, con prognosi comprese tra i 3 e i 35 giorni. Tra questi anche 14 poliziotti del reparto mobile di Padova. Ferma la condanna dei sindacati di polizia. A Bologna sono evidenti le responsabilità delle istituzioni. I poliziotti non possono essere strumenti delle opposizioni. Scellerata la scelta di autorizzare ed indire una manifestazione contro i poliziotti, in attesa che i fatti vengano accertati. In occasioni come queste tutti dovrebbero tacere per consentire una serena disamina dei fatti accaduti. Ho sentito telefonicamente i colleghi presenti a Bologna ieri. I tafferugli violentissimi si sono protratti dalla sera fino alle 4 del mattino e il bilancio per la città è stato devastante. Le immagini raccolte dagli investigatori sono ora al vaglio per identificare i responsabili, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati. Intanto la famiglia di Fakir prende le distanze dagli scontri. Oggi non consiglierei certo a mio figlio di intraprendere una carriera come questa. Troppo violente sono le piazze e troppo è la cattiveria che viene manifestata nei confronti delle forze dell'ordine. FSP esprime una forte vicinanza ai colleghi che hanno riportato feriti a Bologna ieri e che con il loro sacrificio hanno consentito ancora che non fossero poste in essere ancora più gravi conseguenze per tutti.